Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle Sibille Interattive gratuite del vostro Marietto Veneziano. Sono contento di essere qui e chiaramente sono contento se voi fate delle belle domande per il vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo anche i soliti appuntamenti. Avrete l'appuntamento con il Legarda lunedì alle 21:15 e venerdì alle 21:15 di sera. Per fare una domanda, le solite cose: nome, data di nascita, codice fiscale, DNA, quarta dose, insomma quelle cose lì. E poi chiaramente certificato di buona condotta, roba del a parte gli scherzi, basta il nome e poi una bella domanda corposa. Ma mentre aspettiamo le persone che ci fanno le domandine, iniziamo col dire che il Degare Marietto Veneziano dal 4 luglio 2022 hanno messo in pista, dopo tanti anni di lavoro. Dovete capire che questo qui è un ebook gratuito che noi diamo ai nostri amici che ci seguono, ma ci sono dentro 30 anni di lavoro di radiestesia radionica, ci sono il succo di tantissimo tempo, tantissima dedizione, tantissimo studio, tantissima professionalità di Ildegard Marietto Veneziano, ma lo doniamo perché sappiamo che i nostri amici se lo meritano. Quindi vedete i vari circuiti che troverete, questi circuiti sono speciali, sono fatti proprio da Ildegard Marietto Veneziano, studiati uno per uno con le varie possibilità, e il Ildegard Marietto Veneziano metteranno delle pillole con le istruzioni. Quindi per tutte quelle persone che sono interessate, vi ricordo che sono gratuiti, si scarica dal sito del capitano e anche nei migliori gruppi social, in cui Facebook, tra l'altro il Ildegard Marietto Veneziano hanno fondato 2 bellissimi gruppi, uno di radionica, radiestesia, tarologia e magia, e l'altro i casti sacerdotali. Quindi iscrivetevi, l'iscrizione è gratuita. Quindi troverete questi circuiti e le spiegazioni nel canale di Marietto Veneziano e di Ildegard appena potrà. Poi vi ricordo che il Ildegard e il Marietto Veneziano hanno anche questo sito, che poi dove si scarica, e nel sito c'è anche una sezione shop dove noi siamo ben lieti di poter proporre ad esempio il ciondolo magico del prezzo 165 euro, cioè 150 il prezzo, 15 euro di spedizione. I vari sigilli di salmone molto importanti, sono sigilli che non hanno prezzo in un certo senso perché sono fatti su misura. Pensate che solo per consacrare, valorizzare e via dicendo ogni sigillo ci sono come minimo dalle 3 alle 4 ore a dipendenza delle forze planetarie. Poi, visto che c'è questa guerra, il Ildegard Marietto Veneziano propongono anche i sigilli di Mosè, che vi ricordo Mosè non era solo un profeta, un mago, ma era anche un generale militare, quindi più di lui ogni sigillo ha come minimo 6.000 anni, ma dico come minimo, no? Di come si dice, conoscenza. Quindi importante per chi in questo periodo della sua vita ha bisogno di un rinforzo, i sigilli Mosè sono importantissimi. Poi vi ricordo che il venerdì sera o sabato mattina a dipendenza, per quelle persone che si sono affidate al Ildegard Marietto Veneziano, vi ricordo le pulizie radioniche. E invece per quelle persone che in un certo senso vogliono qualcosa di più, magari per la ditta, per la casa, per la famiglia, per il benessere, insomma, ricordiamoci che è vero che il male ritorna generalmente da dove è venuto, ma anche il bene ritorna da dove è venuto. Quindi se voi state bene in questo periodo della vostra vita, non dovete pensare che sia una cosa eterna. Quindi ci vuole sempre una stampella, un rinforzino, perché ricordatevi, il male può tornare da dove è venuto, ma anche il bene può tornare da dove è venuto. Quindi se in questo periodo siete su un'onda fortunata, il Marietto vi consiglia di rinforzarlo con qualche rito propiziatorio. Poi il martedì abbiamo i protocolli energetici per rinforzare le persone che sono affidate a noi per i vaccini, perché sapete che ormai a settembre-ottobre inizieranno il solito disco rotto. Bene cari amici, vediamo se ci sono delle domandine, e il vostro Marietto è qua che risponderà a voi. Bene, Angi Bella. Ciao Angi Bella, mi ha detto, volevo sapere Christian dell'88 cosa pensa di Angela. Allora Angela, se ci sei rispondi, se ci sono. Poi Christian è un fidanzato, un amico, vicino di casa,
ha dei figli, è sposato, insomma, devi dare una, Angibelli, Angela, devi dare una, come si suol dire, qualcosa in più, perché questo Cristian qui potrebbe essere magari già sposato, io vedo una donna con dei bambini, non riesco a capire se è vicino di casa che mi porta il caffè, oppure un conoscente, ma è sposato? Perché l'Angie ci fa capire che è un conoscente, ma è sposato, ha dei figli, Angie, devi essere più pratica. Poi tu sei sposata, hai dei figli, perché capite? Cioè, le sibille si agganciano delle scene energetiche, ma se mi esce una donna con dei bambini, e non so se voi siete sposati, chi posso dirvi? Che è la vicina di casa che viene a portarvi il caffè? Non è sposato, neanche tu, giusto Angie? Da come ho capito, e non hai figli. Ecco, bravo, devi scrivere una domanda. L'hai conosciuto un evento questo benedetto Christian? Vediamo, sto Christian nella tua vita? Sì, ecco, vedi, brava, perché così se io vedo un altro uomo so che non è il farmacista, ma so che tu sei impegnato. Benissimo, e quindi Lengi ha descritto un po' la sua situazione, no? È stata analitica, prima di tutto un conoscente che l'ha incontrato in un evento e lei è impegnata. E vediamo cosa pensa questo Christian dell'88 con la nostra Angela dell'82. Vediamo subito. Sibille, ditemi cosa pensa Christian della nostra Angela. Ditemi un po' cosa pensa. Sibille, fate le brave, rispondetemi bene. Voilà. Allora, c'è una bella carta che è quella del belvedere. Il belvedere è sempre una persona in attesa che aspetta un messaggio. Quindi la Angie fa un appunto e infatti dice Marietto so che ha una compagna. Quindi abbiamo un approfondimento e tu Angie, Angela, stai aspettando un messaggio, ma sembra che il messaggio sia per strada, sembra che il messaggio stia arrivando. E adesso proponiamo questa stesa per la nostra Angela. Vi ricordo che se non riesco a rispondere io perché leggete in ritardo l'apertura delle sibille, vi ricordo venerdì 21:15 nella piattaforma con il De Garda e io sarò in regia. Bene, allora vediamo un po' il passato. Il passato vedo che lui ti ha pensato, però ti ha anche guardato un po' di nascosto, non dico che ti ha spiato, però insomma una sguardatina ogni tanto c'era. E vedo che ha lavorato per, non so se conquistarti, ma gli sarebbe piaciuto, vedi, perché c'è la carta qua che fa capire, questa carta qua, che ha lavorato ben volentieri per, non so, mi accarezzava l'idea di avvicinarsi a te. E ha cercato, vedi, anche il dottore è sempre qualcuno che cerca di guarire. Comunque diciamo che nel passato, se ha pensato qualcosa, io penso, cioè le sibille ci fanno capire, che ha pensato in modo importante, ha cercato delle soluzioni per poterti avvicinare. Vedo che c'era entusiasmo nei suoi pensieri. Questo è passato. Io non so quanto tempo fa l'hai conosciuto, ma si vede che gli devi aver fatto una impressione ottima. E lo ripeto, un'impressione ottima. Nella linea presente vedo che c'è una donna sposata con dei figli. Adesso, io non so se tu hai dei figli, e vedo la casa, e vedo dei dispiaceri, vedo che lui è, non so, non è vedovo sicuramente, però sembra quasi che lui abbia dei pentimenti nei tuoi confronti. Io non so, Angie, tu hai figli? Puoi farmi... Allora, l'ho conosciuto in aprile. Allora sì, questa linea è giusto. In aprile lui molto probabilmente qualche mese fa ha incominciato a farsi castelli in aria. Però tu hai figli, Angela, perché io vedo una donna sposata e qui non vorrei che lui magari, o sei tu con dei figli, o magari è lui che ha una donna sposata. Quindi qui la situazione non si capisce bene. Per questo dovete fare una domanda analitica, spiegare, sì, tu hai figli, infatti la donna sposata è qua. Allora, io vedo così, casa, quindi lui, se la domanda è lui cosa pensa di te, vedo casa e
donna con dei figli, quindi sembra quasi che lui nei tuoi confronti, dopo aver maturato dei pensieri propositivi, abbia, vedi, il vedovo è sempre qualcuno che ha del rammarico. Molto probabilmente, secondo me, lui pensa che tu, avendo dei figli, insomma, si sente un po' bloccato, si sente un pochettino frenato, si sente un pochettino così, diciamo, non l'ha vissuta bene, no? Forse spiandoti, guardandoti, cercando di elaborare, ha visto che sei una persona solida con dei figli, e quindi è rimasto un pochettino maluccio, come un funerale quando l'ha saputo, perché vede che tu sei una donna forte, di speranza, di valore, impegnata, insomma una donna, non dico pretenziosa, ma sembri una donna che sa quello che vuole dalla vita. Almeno a lui gli hai dato questa impressione. Perché? Perché se noi andiamo nella linea futuro in cui c'è prigione, tu che piangi, vedi, e poi vediamo una nemica. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro Christian non viene da solo. Lui ha molto probabilmente, vedi, con questa carta qua, una donna che gli sta al tacco, una donna che lo sta attaccando, perché quando dice la nemica non è che è lì che quando la vedi la carta, la sibilla, è lì che ti è attaccato, vuol dire che ti è attaccato nel passato. Quindi vuol dire che lui, quando ha saputo che tu avevi dei figli, ci è rimasto molto male perché si era molto probabilmente fatto dei castelli in aria, come si suol dire. E purtroppo questi castelli dicono che i sogni muoiono all'alba. Beh, diciamo che quell'alba per lui è stato un risveglio importante. Infatti vedi blocco, tu che piangi, perché c'è questa donna che lo attanaglia, quindi è una situazione difficile. Poi vedo amicizia, superbia e giovane fanciulla. Quindi sembra che nel futuro non solo la donna che lo attacca o che vi attacca fa paura e fa piangere te, ma vedo una situazione estremamente complicata perché ci sono più persone femminili che entrano in scena, un'amica e una giovane fanciulla. Non è che magari lui ha anche una giovane fanciulla, perché questo? Perché il finale fa la differenza. Vedi? Mercante, ladro, ammalato e morte. La domanda è: lui cosa pensa di te? Beh, io nel passato pensava molto bene di te, pensava in un modo importante di te, pensava che c'era qualcosa che lui poteva fare per conquistarti. Nella linea presente, quando molto probabilmente spiandoti, guardandoti, ha scoperto che avevi dei figli, no? O ha messo fuoco, magari lo sapeva già che avevi dei figli, però l'ha messo proprio fuoco, beh, in quel momento lì è nato qualcosa ha fatto una retromarcia. E il finale però è piuttosto difficile, perché vedi, io non so se l'hai conosciuto su un posto di lavoro, perché c'è il mercante è sempre una sibilla impegnativa, è sempre una sibilla che non lascia scampo, o parla di lavoro o parla di una persona pragmatica che vuole, in questo caso qua, sempre trarne beneficio e vantaggio da ogni situazione. E vedi ladro, ammalato e morte, sono tre carte pesanti, sono tre carte che non lasciano scampo a sogni, sono tre carte che fanno capire che lui fondamentalmente, dopo aver preso questa situazione difficile, oltre a essere attaccato, pensa o di fare le cose di nascosto, ma che queste cose di nascosto, vedi l'ammalato e la morte, non porteranno da nessuna parte. Anche perché vedo che nel suo futuro ha un'amica, una giovane fanciulla. Quindi diciamo che qui non si piange con un solo occhio, qui si piange con tutte e due, vedi? No? E diciamo che l'inizio sembrava interessante, ma poi dopo l'attacco sferrato da una donna e poi un'amica che entra in scena, una giovane fanciulla, e lui che alla fine è pragmatico, come diceva il Marietto, e cioè il Marietto l'aveva detto, qui la situazione, non dico che scusate, c'ho la Hilde che mi dice cosa voglio mangiare, sì Topolotto, uovo, grazie, scusate,
c'era Hilde che tra i fornelli. Quindi la situazione è così difficile e dal mio punto di vista Angie lascia stare, sì, lascia stare perché è una partita persa. Non è che lui sicuramente in passato avrà fatto dei castelli in aria, ma poi si porta dietro troppi problemi che alla distanza tu vali troppo per un personaggio così. Bene, allora la Federica Giunti ha una domanda tecnica per te, una domanda tecnica per me. Bene, cari amici, io non vedo più domande. Il Marietto vi ringrazia, c'ho la Hilde che mi stava mettendo sull'insalata perché forse non mi sarete accorti, ma negli ultimi tempi ho perso 25 kg. Allora, la Federica Giunti ha fatto... prima di tutto metto la Angie che mi fa un bel grazie mille, mi ha detto perché complimenti, il Marietto li accetto sempre. Federica, questa non è la zona dove fare le domande per tecnica, una domanda tecnica sui circuiti. Quindi vi rimando, se volete, un consulto a pagamento, 20 euro 45 minuti per le domande tecniche, se no questa è una Sibille live gratuita per tutti quelli che facciano. Bene, cari amici, io vi ricordo che se volete scaricare gratuitamente i circuiti, sono qua nel sito del capitano. Voi sapete che ci sono tutte le domande, se voi volete andare a scoprire le risposte, basta che andate nel sito del capitano, che è questo, scaricate gratuitamente e lì ci sono più di 20-25 book solamente di radionica, più la Hilde ha fatto 10 o 12 book di magia, cabala e via dicendo, tutto gratuito. Il Marietto c'è sempre per voi. Grazie cari amici. Hilde, fra quanto è pronto? 5 minuti. Fra 5 minuti vado a cena. Grazie cari amici e alla prossima.